Un Ferragosto di lavoro per molti, sia nel settore industriale e artigianale che nel commercio e nella ristorazione. Il lungo stop legato al lockdown impone a numerose realtà trevigiane di non fermarsi in queste settimane tradizionalmente coperte dalle ferie e c'è chi addirittura ricorre al lavoro straordinario o assume come De Longhi, Electrolux, Zoppas. Noi possiamo soltanto che accogliere favorevolmente, se c'è un rimbalzo della situazione di crisi e per cui una nuova necessità di lavoro. I lavoratori non si sono mai tirati indietro di fronte alle responsabilità, questo lo voglio dire in maniera molto chiara, e il sindacato lo stesso. È ovvio che tutto va regolato e regolamentato proprio per salvaguardare, come dire, la miglior capacità lavorativa e anche la tenuta psicofisica dei lavoratori. Ovviamente non tutto è rose e fiori in questo frangente. Il cosiddetto decreto agosto varato dal governo serve a sostenere anche chi non sta ancora vivendo la sua ripartenza ed è a queste attività che il sindacato guarda con preoccupazione. Ci sono realtà che purtroppo non hanno ancora ripreso il lavoro e a queste bisognerà capire anche qual è la prospettiva e come dire, le ultime notizie dal decreto agosto del governo danno ancora uno spiraglio di ossigeno proprio per poter traguardare il periodo di difficoltà. Sia gli industriali che la Camera di Commercio hanno tracciato un bilancio di perdita della produzione nel secondo trimestre dell'anno molto pesante per la marca, oltre il 20%, con lo spiraglio però della buona prospettiva di un rimbalzo positivo nei 3 mesi successivi. Attenzione però, secondo Visentin, a creare le condizioni perché ci sia effettivamente. Occorre impedire nuove restrizioni. Il rimbalzo c'è e ci sarà se ognuno fa la propria parte, soprattutto mantenendo alta l'attenzione rispetto alla malattia e a come va trattata.